Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Operazione Tiffany colpisce il clan Laudani con arresti a Catania e nel territorio dei paesi etnei. Oltre 10 indagati accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini coordinate dalla Procura distrettuale di Catania hanno consentito di definire la struttura, i ruoli dei singoli associati e le posizioni di vertice dell'associazione. Sul nostro sito newsicilia.it tutti i particolari e i nomi degli indagati. È Antonio Lupo, 42 anni, originario di Partinico, in provincia di Palermo, la vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri mattina a Milano in corso Buenos Aires. L'uomo è morto a seguito delle ferite riportate durante il sorpasso. È stato travolto mentre era in sella alla moto da un autocarro e da un'automobile. Nel corso del fine settimana di Halloween, i carabinieri della compagnia di Messina, supportati dagli equipaggi del locale nucleo radiomobile del comando provinciale, hanno contestato diverse violazioni al codice della strada, segnalato 6 persone alla prefettura perché trovate in possesso di droga, tra cui in particolare crack, cocaina e marijuana. Lo stop da gennaio 2023 del mercato a maggior tutela della luce provocherà il caos nel settore dei condomini che già oggi hanno gravi difficoltà nel pagare le utenze energetiche. Lo afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, commentando il passaggio al mercato libero confermato oggi che equipara i condomini alle microimprese. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.